Ecco, al via dopo il Covid ritorna l'attività agonistica tra i bambini che qui al campo del villaggio Peruzzo si stanno allenando, insomma tornano di nuovo a fare calcio. Ecco, parliamo di questa iniziativa, quanti bambini sono e qual è il lavoro che lei fa? Diciamo che siamo la Candera Classe Futsal e dopo il periodo un pochettino buio dove tutti abbiamo trascorso questo periodo un pochettino particolare, stiamo ritornando a far divertire i bambini, abbiamo una cinquantina di iscritti. Diciamo che come ripresa andiamo bene perché con questo discorso del Covid molti bambini hanno deciso alcuni di non giocare più perché poi volendo stando sempre a casa non è facile ripartire sia per noi che soprattutto per i bambini, per cui potevano venire a mancare gli stimoli. Noi cercheremo di fare il possibile per farli divertire perché alla fine lo scopo è condivisione, inclusione e divertimento. Sono queste tre componenti fondamentali che fanno sì che una squadra calcio sia all'altezza della situazione. Poi il risultato alla fine non conta, per noi conta il fare divertire i bambini, condividere e giocare fra di loro e imparare a stare nella comunità. Ecco. Qual è l'attività che svolgono i bambini? Allora, le attività sono attività ludiche, cinetiche, attività tecniche, dove vanno a imparare anche le posture, perché un bambino di 4-5 anni, se noi chiediamo all'inizio non sa neanche qual è il piede destro e il piede sinistro e noi andiamo a focalizzare cioè il bambino deve conoscere il suo corpo. Quando un bambino ha 4-5 anni ancora pienamente non conosce il proprio corpo e noi dobbiamo essere bravi insieme alle scuole logicamente ad insegnargli qual è il piede destro, qual è il piede sinistro, perché siamo stati tutti bambini e ci vogliono almeno 4-5 anni per cominciare a capire qual è per esempio il piede destro, il braccio destro e il braccio sinistro, per dirne una. Ecco. Quanto è importante questo tipo di attività anche per loro? Ma per loro è fondamentale perché quando noi facciamo lavorare in maniera motoria, mettendo delle scalette, facendo degli equilibri con un piede, cercando di migliorare la propria struttura fisica con degli esercizi mirati e particolari, è importante, ma non solo nello specifico il calcio o la scuola calcio. A mio modo di vedere sono importanti tutti gli sport, dal nuoto alla pallamano, alla pallavolo, al calcio stesso, perché permettono al bambino di muoversi e di stare con gli altri. Ecco, alla fine dell'allenamento si svolgeranno delle partite, anche dei piccoli campionati, delle esibizioni? Sì, noi ci organizziamo con altre scuole calcio per fare dei tornei, delle amichevoli, in modo da confrontarsi anche con le altre squadre e questo fa parte anche della crescita, a prescindere, ripeto, dal discorso risultato che esula da quello che è il divertimento. Quindi noi, il nostro obiettivo con il mio staff, con i miei ragazzi, è quello di far crescere questi bambini in proiezione futura, anche tecnicamente. Agrigento Futsal cosa vuol dire? Cos'è? Dopo il Covid riprenderà la sua attività? La Classe Futsal fa un campionato di Serie C di calcio a 5, un campionato regionale dove si vanno a incontrare squadre assolutamente blasonate e diciamo che è un campionato abbastanza impegnativo e i dirigenti se le stanno mettendo tutte per fare un campionato tranquillo, per lanciare sempre i giovani del circondario. Ecco.